partita che precede la sosta, si arriva da un leggero appannamento almeno sul piano dei risultati, quindi credo che ci sia la voglia matta di fare del proprio meglio e di portare a casa questi 3 punti. No? Sì, l'appannamento sul piano del risultato, perché sul piano della prestazione c'è stato, sì, e quindi è giusto questa volta andare a caccia di un risultato positivo. È chiaro che sono i 3 punti, meglio ancora, però non è detto che un risultato positivo sia importante, perché dà ancora continuità al lavoro che abbiamo intrapreso. E dopo c'è la sosta, che finalmente ce la togliamo, così mentalmente ci liberiamo anche di questo piccolo handicap. E proseguiamo sulla strada che abbiamo tracciato. La strada è stata tracciata bene e non bisogna farsi prendere dall'ansia se c'è stato un incidente di percorso. L'importante è sapere che domani avevamo detto che era il primo punto che avresti un po' tirato le somme. Bravo, tirato le somme su poi le 8 giornate che rimanevano. E quindi domani dobbiamo dare il 100-200% per tirare a casa un risultato positivo. Hai detto risultato positivo anche perché voi giocate sempre per vincere ovviamente, però certo. un pareggio diciamo toglierebbe fuori il Bassano dalla corsa molto probabilmente. Sì, certo, questo sicuramente. È chiaro che giocare sempre per vincere può creare quello che è successo un po' in parte col Teramo. Noi dobbiamo giocare per vincere ma con grande giudizio, senza ansia, con l'equilibrio giusto, non dobbiamo sbloccare subito la partita dura 96 minuti, se c'è delle cose di avversità prendere con grande aplomb, con grande tranquillità. Noi non dobbiamo essere né nervosi né agitati, dobbiamo essere concentrati. Saranno gli altri che dovranno fare la corsa su di noi, tutti aspettano un altro passo falso, noi sappiamo invece che abbiamo lavorato bene, adesso abbiamo recuperato tutti i giocatori, non sono sulla stessa condizione degli altri, però avere tanto tutti a disposizione ancora di più dà la forza a questo gruppo che ho detto, questo gruppo qui va solo che elogiato per quello che sta facendo. Com'è stato lavorare con tutti? Praticamente mi sembra dai primi di novembre che non avevo questa sfortuna di mettere 2 giocatori fuori o 3 nelle esercitazioni e quindi ruotarli. È chiaro che adesso qualche giocatore chiaramente facendo questa rotazione non sarà contento, però è anche vero che per la prima volta oggi ho lasciato una casa nelle convocazioni, per la prima volta Zambataro, per la prima volta oggi ho lasciato uno nelle convocazioni a casa perché siamo 23 e quindi mi sembra che evidentemente per un allenatore avere tutte a disposizione è molto più importante. Dispiace per dire che Zambataro per la prima volta sta a casa, ma mi sembra che sia l'unica volta da quando abbiamo iniziato il campionato. Ma come mai proprio Zambataro oppure magari se c'era? No, Zambataro perché abbiamo dei giocatori che possono fare quel ruolo lì, tanti giocatori che possono fare quel ruolo lì. Penso eventualmente anche a Fabris nell'eventualità, Beh, Fabris adesso lo stiamo lavorando come terzino e quindi mi sembra... Sì, nel ruolo di Zambataro mi sembra più giusto lavorarlo specificatamente perché lui è abituato, ve l'ho sempre detto, a avere la linea di fianco più a 5, cioè più a una difesa a 3 che a un terzino, però dobbiamo lavorarlo lì perché è un giocatore che domani potrebbe essere anche un giocatore che ci fa comodo. Tornando invece alla partita, ecco, che tipo di avversario ti aspetti, che tipo di partita? Hai detto che non dobbiamo avere fretta, la partita dura 96 minuti giustamente. Sì. Ecco, ma che tipo di partita ti aspetti? Aspetti un Bassano che si gioca l'ultima carta tutto per tutto? Non lo so, questo sarà loro. Io so che il Bassano sta attraversando un ottimo momento, forse la squadra che in questo momento ha fatto più punti, viene da 6 vittorie e 3 pareggi, ha fatto una striscia di risultati positivi e l'ha portata questo allenatore qui in una condizione ottimale, cioè l'ha presa in una condizione così l'ha portata a essere terzo, essere su, quindi vuol dire che ha dei valori importanti. Mi viene da dire che ultimamente non sta giocando Fabro, che è un giocatore importantissimo, quindi hanno dei valori che all'inizio loro, non dimentichiamoci che avevano detto che volevano puntare alle posizioni alte, non dimentichiamoci quelli che sono i pronostici iniziali e quindi sappiamo di incontrare una squadra in stato di salute forte, che l'allenatore gli ha dato una grande mentalità, che sta raccogliendo, è stato bravissimo e quindi sappiamo che ci aspetta una partita difficile, però noi abbiamo le nostre armi, siamo in una buona condizione, fisicamente siamo visto anche sabato giocando in 10 benissimo, finito bene la partita, quindi dobbiamo proseguire su questo. Gli incidenti di percorso ce l'hanno,
grandi allenatori dicono che per vincere bisogna giocare, quindi anche se uno ha 2 partite in meno le deve giocare, quindi ho sentito molte frasi così. E quindi noi siamo in una condizione ottimale, dobbiamo proseguire su questo. Ci potrà essere ancora un incidente di percorso, ma io non avevo mai detto di stravincere il campionato o di vincere, io avevo detto che a maggio il Padova sarà nelle posizioni che contano, e questo io sono straconvinto, anche dopo una battuta d'arresto, che il Padova sarà nelle posizioni che contano. La serie può essere più pesante che per la classifica, più pesante dal punto di vista No, un po' secondo me ha psicologico. reagito bene e ha analizzato, parte finita la partita l'abbiamo analizzata con toni non accesissimi ma neanche pacatissimi. L'abbiamo analizzata, che tutti abbiamo detto che in quella partita lì c'è stata una concatena di errori dall'allenatore all'ultimo giocatore che era a disposizione, e l'abbiamo concentrata in tutta quella partita. E quindi abbiamo perso, era normale, potevamo giocare a anni, ma quella partita lì sono convinto che era stregata, e quindi vuol dire che se l'abbiamo tutti concentrati lì, ben venga una partita che è un incidente di percorso che giostrarla in tutte le altre partite. È cambiato l'allenatore rispetto all'andata, ma ti aspetti comunque un Bassano, cioè, con quell'atteggiamento lì, oppure secondo te è proprio cambiato il vento? No, secondo me è cambiato anche l'approccio della partita, ho visto, loro giocano un calcio molto corto, molto fatto di fraseggi e molto aggressivo sulla palla, quindi noi dovremo stare attenti quando la recuperiamo, che loro ti vengono subito a fare pressione. È una squadra ben organizzata, ho visto giocatori che sanno quello che devono fare, non sono mai sbilanciati, quindi è una partita che si può sbloccare sui fili dell'episodio. Chiaro che ultimamente gli episodi dobbiamo portarceli a favore, non dobbiamo piangere sugli episodi solo negativi, gli episodi negativi bisogna prendere, svoltarli e portarli a quelli positivi. Errori magari a parte, concentrati nella partita di Teramo, però non si può negare, insomma, che il Padova ha fatto una stagione finora a 10, e quindi credo che comunque, anche se ha fatto un passo falso, non vengano minate le certezze che ha costruito. No, assolutamente, né da parte mia né da parte dei giocatori né da parte della società. Noi era un processo di crescita, per diventare una società vincente, giocatori vincenti, bisogna costruire. Noi siamo stati anche in fretta, secondo me, non pensiamo che noi siamo da novembre prima in classifica, che tiriamo la carretta, e giocare per vincere, vi dico la verità, è difficilissimo. Nonostante abbiamo giocato sempre per la vetta, abbiamo tirato fuori dei giovani, che non è sempre scontato in un campionato, e quindi non ci deve minare niente, anzi ci deve andare ancora a valorare che se siamo una squadra, nonostante ci sono delle avversità, ce la possiamo giocare tutti, perché noi fino al 2-0 ce l'avevamo giocati anche in 10, e quindi perché dobbiamo farci prendere dall'ansia se abbiamo perso? Perché non era detto che noi non dovevamo perderle più, però dobbiamo cercare di evitare errori che abbiamo commesso, secondo me di eccesso di foga per andare a vincere subito la partita, di voler dimostrare qualcosa di più. Noi non dobbiamo dimostrare niente, noi dobbiamo fare il nostro, cioè cercare di vincere da qui alla fine più partite possibile. Anche perché siete padroni del vostro destino, e seconda cosa, un'occhiatina agli altri risultati oggi la dai, oppure proprio per questo motivo? Sì, la diamo perché siamo a posto. ma noi siamo al nostro. E mi viene da dire che quando la Reggiana recupererà la partita, mancano 5 partite o 4, e può avere 4 punti di vantaggio noi. Sì. Quindi gliele do vinte tutte e due, più di questo non posso fare, quindi glielo do vinte tutte e due. A 4 partite dalla fine avere 4 punti di vantaggio, io all'inizio del 16 luglio ci avrei messo la firma. Nella peggiore delle ipotesi? Nella peggiore delle ipotesi ci avrei messo la firma, che a 4 giornate alla fine, a 4 punti di vantaggio su seconda, e ci giochiamo queste 4 partite. In più c'è lo sconto diretto, che non è detto che io lo devo riperdere, non è detto, quindi siamo in una buona posizione, non ci dobbiamo cullare. Ho visto un atteggiamento positivissimo dei giocatori, vi dico la verità. Sta settimana li ho tritati sul piano mentale, fisico, hanno reagito bene. È chiaro che domani dobbiamo andare a prendere un risultato positivo e poi giocare una partita alla volta.